Oggi mega giro attorno alla costa occidentale dell'isola d'Elba. Andremo tutto attorno, arrivando a Poggio, e di là si vede Marciana Marina. Eccoci qua, una vasca in centro di Poggio. E qui la fabbrica Fonte Napoleone d'acqua. E siamo a Marciana. E siamo al centro storico di Marciana. Marciana. Di fronte a noi il Monte Capanne, Elba piena di ste rampe in salita e senza elettrica, molto dura, inizia la via Crucis estrema. Arrivati al caprile di Monte Calmo. Napoleone. Veduta dal sentiero 103. Attraversiamo, scolliniamo. Serra Ventosa, isola d'Elba. Si continua verso il semaforo. Stiamo andando verso il Troppolo. Sentieri estremi verso il Troppolo, anche in salita. Siamo a Il Troppolo, si prende la rete francese e ora sentiero il semaforo. Il semaforo, si parte l'isola d'Elba. Sentieri ipertecnici anche in salita, veramente wow. E qua cos'è? Figata, posto incredibile. Un faro, un vecchio faro abbandonato. Sentieri un po' al limite, pieno di tane e di cinghiali qua.
ristori notturni, ecco che abbiamo ripreso il semaforo, scassati al punto giusto, direi. Però cane di cinghiali ancora che scavano sotto la terra. E ancora spettacolo questo canyon scassato al punto giusto, livello S4. Seconda metà del semaforo, sentiero ipertecnico S4 con pietroni, saltoni, bello importante. Un po' di visuale dal casco, così. Però qua panorama incredibile. Sono sceso da su in cima lì, qua, panorama incredibile, vediamo da qua cosa si vede. Wow, che spiaggia, che spiaggia, che spiaggia. Aspetta qua. Ecco che si vede paese Chiesi in sentiero il semaforo sopra Chiesi, sceso, abitato di Chiesi, e ora direzione Pomonte. Fetovaia, Isola d'Elba. Spiaggia di Fetovaia. Rieccoci a Cavoli. Stiamo tornando a San Piero. C'è Marina di Campo. È uscito anche il sole. Eccoci tornati al van Stracchi, mega girata anche oggi.